Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tanta cronaca da seguire insieme con le notizie che sono arrivate in redazione e soprattutto anche oggi il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito. Si tratta di Federico Alati, benvenuto. Grazie, buongiorno. Federico Alati, che oggi devo presentare solo come assessore alle politiche giovanili del comune di Albignasego, perché in realtà se dovessimo fare l'elenco delle deleghe finiremmo anche il telegiornale probabilmente, però oggi ci tengo ad avere questa specifica, assessore alle politiche giovanili, perché dobbiamo presentare un servizio che proprio ai più giovani si rivolge e che è stato attivato all'interno del territorio del Bignasego. Sì. Lascio all'assessore il compito di dire quale. Oggi parliamo di Informa Giovani. Informa Giovani all'interno del comune di Albignasego, un comune giovane, vero? Sì, un comune molto giovane, 23.000 abitanti, la maggior parte sono giovani. Perfetto, benissimo, quindi un servizio evidentemente strategico, scopriremo tra pochissimo come e quanto lo sia. Intanto andiamo avanti con le altre notizie, partiamo dall'influenza A perché è morto questa mattina all'ospedale di Mestre l'uomo di 55 anni, veneziano, ammalato anche di influenza H1N1, ma già affetto da gravissime patologie e ricoverato in rianimazione dal 2 novembre. Lo ha reso noto l'ULSS 12 di Venezia, originario di Cavallino Treporti. Il paziente soffriva già di leucemia linfatica cronica, bronchite cronica ostruttiva e da una decina d'anni era affetto anche da diabete. Le sue condizioni di salute erano subito apparse critiche proprio a causa di queste gravi patologie pregresse. Il 3 novembre il 55enne era stato sottoposto al test che aveva confermato la presenza del virus. I medici hanno comunque chiesto il riscontro diagnostico. Nella rianimazione dell'ospedale di Mestre rimane ricoverato un altro paziente colpito da H1N1. Si tratta di un 88enne affetto anche in questo caso da gravi patologie cardiache e polmonari. A Padova invece sono 6, tra 3 adulti e 3 bambini, i pazienti ricoverati nell'ospedale Patavino. A Verona intanto uscito dalla rianimazione il 16enne con una grave patologia neurologica pregressa, ricoverato l'altro ieri. Restano invece serie le condizioni di un 13enne in stato vegetativo dalla nascita. Entrambi i giovani provengono dalla zona di Bussolengo. 20 kg di eroina pura sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri a Masera di Padova, 2 rumeni che sono stati ovviamente arrestati. I carabinieri di Albignasego hanno scoperto che la coppia, fratello e sorella di 19 e 23 anni, teneva nel garage della propria abitazione la droga nascosta in sacchi neri per la spazzatura. Era stato un residente a chiamare i militari perché da alcuni giorni dal soffitto della sua cucina gocciolava acqua a causa di una perdita proveniente dal vano superiore abitato dai 2 giovani fratelli. Notato il loro nervosismo, i carabinieri hanno controllato l'appartamento pensando che potessero essere nascosti nell'abitazione dei clandestini. Nel garage invece sotto un materasso hanno trovato i 20 kg di eroina. I carabinieri di Verona hanno invece notificato ordinanze di custodia cautelare a 3 nomadi di etnia rom facenti parte con altri 7 ancora ricercati di un'organizzazione dedita a furti in abitazione fatti utilizzando una ventina di minori di età compresa tra i 10 e i 14 anni costretti alle azioni anche con la violenza. Risultano latitanti ancora altre 7 persone. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, l'organizzazione ha operato un po' in tutta Italia, prevalentemente nelle province del nord ma anche in Sicilia e in Sardegna. Nell'ambito dell'operazione denominata Sirius sono stati sequestrati numerosi monili in oro e orologi di particolare valore, nonché proprietà immobiliari provento del riciclaggio del denaro. Il 9 novembre del 1989 iniziavano a cadere i pannelli di cemento che avevano diviso in 2 per decenni la città di Berlino e a 20 anni dalla caduta del muro il Comune di Padova, in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco, ha organizzato un ciclo di incontri e di videoconferenze rivolte agli studenti delle scuole superiori. Luisa Bertini ha seguito in particolare l'iniziativa proposta ai ragazzi dell'Istituto Maria Ausiliatrice. Vediamo. Già 20 anni dall'abbattimento del muro di Berlino, episodio vivo nella memoria di chi ha vissuto i cambiamenti della società in prima persona, ma semplicemente fotografie e filmati per i 1100 studenti padovani di 13 istituti superiori che all'epoca non erano ancora nati. Oggi per loro si apre l'opportunità di avvicinarsi a quel periodo storico attraverso una serie di incontri voluti dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco. Mi incuriosisce il fatto che se non ne parliamo, se non ce ne parlano, noi tendiamo a dimenticare e più avanti andiamo, di generazione in generazione, tendiamo a dire che certe cose non sono neanche esistite. Sapere che è stato costruito un muro
che ha diviso la Germania per molti anni, e sapere se questo muro ha soltanto diviso geograficamente lo Stato, oppure se ha diviso anche la mente, se ha creato dei muri anche all'interno delle stesse persone che vivevano questa situazione. Mi chiedono perché la gente non poteva uscire, mi chiedono qual era per esempio la possibilità di avere informazioni veritiere sul resto del mondo, perché sentendo che era tutto controllato dalla censura, vogliono sapere molto spesso proprio cose concrete, come viveva la gente in questi paesi, no? Siamo convinti che sia un'opportunità fissare questa data 20 anni per dare ai giovani la possibilità di fare un percorso che li renda consapevoli delle opportunità che hanno loro oggi e di che cosa è successo per arrivare a questo terzo millennio in un'Europa dove i muri non ci sono più. Ancora notizie, nel 2008 sono diminuiti in Friuli Venezia Giulia le morti e gli incidenti sul lavoro, lo evidenzia l'INAIL regionale registrando 25 decessi, erano 27 nel 2007 e 25.929 infortuni denunciati con una flessione del 7,6% rispetto all'anno precedente. La conferma arriva dal rapporto annuale dell'Istituto che ha evidenziato come il Friuli Venezia Giulia sia stata la regione con la più consistente diminuzione infortunistica d'Italia. Secondo i dati presentati dal direttore dell'INAIL regionale Antonio Traficante, dei casi mortali complessivi 11 si sono verificati nell'ambiente di lavoro, 14 sono risultati invece collegati al rischio strada affrontato in occasione di lavoro proprio oppure in itinere. In diminuzione gli incidenti mortali femminili che dai 4 del 2007 sono scesi ai 2 del 2008. Le associazioni comunali e provinciali dell'Avis di Treviso hanno contribuito con circa 6.500 euro alle spese di arredamento della nuova casa dello studente San Carlo Borromeo dell'Aquila, che sostituisce quella crollata durante il sisma del 6 aprile scorso. La struttura ritornerà ad ospitare da domani 122 studenti. Le Avis della provincia di Treviso proseguono intanto anche la raccolta di fondi per la ricostruzione di Vallà di Riese Pio X, la località danneggiata dal ciclone del 6 giugno. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite che torno a presentarvi, si tratta di Federico Alati, oggi nella veste di assessore alle politiche giovanili del comune di Albignasego, anche se si occupa di tantissime cose, dagli interventi sociali all'edilizia, agli anziani, ce ne abbiamo molte. Oggi però parliamo di giovani, certo. Ci concentriamo su questo perché Albignasego ha attivato questo Informa Giovani, importantissimo perché abbiamo sentito che la popolazione di Albignasego è una popolazione per fortuna giovane, forse un po' anche in controtendenza rispetto a quello che avviene nelle nostre città. Quindi... Sì, di fatto sì, siamo un po' un comune molto giovane, sarà perché di prima fascia in periferia, quindi molte giovani coppie si sposano e vengono a abitare fuori dalla città, certo, dove costa meno, sarà perché sono bene cittadini, sarà perché fanno figli, sarà che noi abbiamo molti giovani effettivamente. Molti giovani per i quali avete pensato a questo nuovo servizio, l'Informa Giovani, tra l'altro vedrete durante questa conversazione un sito, eccolo qui, è www.informagiovani.obizzi.it, è proprio il sito all'interno del quale si possono trovare tutte le diversissime occasioni di approfondimento, di conoscenza che l'Informa Giovani propone ai giovani ovviamente. Questo tipo di servizio da che bisogno è partito? È partito da un bisogno della popolazione giovanile di essere informata. Ci sono effettivamente tantissime opportunità per i nostri giovani, e per giovani intendo da chi finisce la scuola media fino a un 35enne che perde il lavoro. Moltissime possibilità, moltissimi bandi, moltissime attrezzature date dal sistema regionale o provinciale, ed è un peccato farsele sfuggire. Perché sfuggono? Perché tutti non si possono conoscere. Certo. Ecco che quindi abbiamo pensato a uno sportello con personale qualificato che può dare tutte le informazioni e indirizzare proprio verso la strada giusta per il ragazzo. Questo sportello dove si trova? Con che orari funziona? Si trova ad Albignasego, in piazza Invaria del Lavoro, che è una piazza immediatamente adiacente a via Roma, la via principale, dietro Villa Obizzi. Certo. Tutti la conoscono. È aperto il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 3:30 alle 6:30. È già frequentato parecchio? È già molto frequentato. Per quello che avete potuto vedere? Sì, è già molto frequentato. Noi non ce lo aspettavamo, è aperto solo da pochi mesi, pensavamo di doverlo lanciare con pubblicità o d'altro, e invece abbiamo moltissime frequentazioni. Abbiamo circa 250 giovani al mese che si rivolgono già allo sportello
sportello come media, e quindi questa è una cosa molto elevata. Sono giovani di età più avanzata o sono anche i ragazzi proprio? Allora, abbiamo in questa fase giovani di età avanzata che cercano lavoro, che cercano una formazione perché hanno perso il lavoro, e questa è la grande novità. Non è soltanto uno sportello dove si va a cercare un altro lavoro o a cercare il primo lavoro, ma uno sportello anche dove si va a informarsi, percorsi, stage e tutto quant'altro viene offerto per poter migliorare la propria preparazione. Ci sono anche molti ragazzi giovani che frequentano ancora le scuole e che si rivolgono a noi magari per conoscere dei campi studio all'estero o dei campi di volontariato europeo, che è una bella novità. Molti ragazzi cominciano a pensare di passare l'estate facendo volontariato in giro per l'Europa, ha una valenza scolastica perché vengono riconosciuti i crediti, loro fanno qualcosa di bello e conoscono questi nostri bei paesi. Indubbiamente. Tutte esperienze che possono essere dunque richieste allo sportello, ma che si trovano anche sul sito. Sì, il sito è ricchissimo, devo dire. Sì, il sito è ricchissimo ed è fatto proprio come fossero tante bacheche. Il ragazzo che viene all'Informa Giovani, quando entra, trova davanti a sé molte bacheche, una per argomento. E abbiamo voluto virtualmente ricreare questo ambiente. Sono tante bacheche, lavoro, scuola, istruzione, viaggi, studio. Uno clicca sulla bacheca e gli si aprono tutte le informazioni. È un sito molto intuitivo, ma pensato ovviamente per i giovani. Indubbiamente, e soprattutto consultabile 24 ore su 24, certamente. Quindi non c'è nemmeno il vincolo dell'orario. Siamo anche attivi su Skype per poterci chiamare gratuitamente. Molti ragazzi magari utilizzano Skype con il computer, c'è l'indirizzo di Skype, lo trovate sempre sul sito per poter telefonare gratuitamente via internet al centro. Quindi veramente tantissime offerte anche dal punto di vista della comunicazione e del contatto diretto per i giovani, e tantissime proposte che vengono aggiornate di mese in mese, verrebbe quasi da dire. La tempistica deve essere questa, cioè voi costantemente vi rinnovate con occasioni di approfondimento, di conoscenza per i ragazzi. L'ultima che avete partorito qual è stata? L'ultima è proprio un piccolo vademecum, una piccola guida per i ragazzi delle nostre scuole medie, che verrà distribuita dalla settimana prossima in tutte le scuole medie di Albignasego. Parliamo circa di 600 alunni, e che avranno quindi una guida sul dopo la scuola media, tutte le grandi opportunità che vengono date dai licei fino invece ai corsi quelli per una professione diretta. E questo perché? Perché dopo Natale, è bene ricordarlo, bisogna cominciare a pensare già al proprio futuro, perché dopo bisogna iscriversi. Se ci vuole fare il liceo bisogna cominciare a guardarsi intorno ed iscriversi. E adesso passato il Natale cominceremo già a lavorare sui campi estivi, perché dopodiché arriverà giugno e bisognerà iscriversi ai campi estivi per fare del volontariato. Quindi c'è sempre un grande meccanismo. Quindi è importantissimo lavorare sulla conoscenza preventiva di tutto quello che può essere l'offerta che poi si trova a livello scolastico, a livello anche ludico, ricreativo. Perché... Certo, perché ci sono anche molte esperienze ricreative. Per esempio già di per sé l'Informa Giovani nasce a fianco all'After Hour, che è un luogo dove i nostri ragazzi vanno a divertirsi, e questo è stato pensato apposta perché parliamo comunque con dei ragazzi che devono comunque potersi divertire. Infatti. E vengono date anche molte indicazioni su come trascorrere il tempo libero, ovviamente in maniera costruttiva. Non gli verrà mai dato l'indirizzo di una birreria, però gli viene dato indirizzi di cose o opportunità dove trascorrere il tempo libero, magari con mostre, musei, cosa comunque costruttiva per loro. Ecco, dal punto di vista dell'offerta culturale, Albignasego come risponde ai bisogni dei giovani? Noi rispondiamo bene, cerchiamo di arrangiarci, nel senso che noi abbiamo una grande villa che è sede di una biennale dell'acquarello famosa in tutta Europa, e in più collaboriamo con i vari comuni limitrofi per poter partecipare a mostre o a eventi o a concerti. Per esempio l'ultimo, c'è un bus gratuito che parte da Albignasego e porta le persone con una guida a Padova o a teatro o a sentire dei concerti, con una guida che durante il viaggio spiegherà l'opera, introduce l'opera che andranno a sentire, o il concerto che si andrà ad ascoltare. Parliamo comunque di concerti di musica classica di un certo tono, non li portiamo a sentire alla Mazzotti, là ci vanno da soli, e quindi lì non hanno da essere introdotti. E quindi facciamo anche questo. Quindi un ascolto ragionato su generi che magari non sono molto consueti per il pubblico, però hanno molti successi, perché leggevo prima di venire qui oggi l'ultimo pullman 70 posti per dei concerti, una serie di concerti a Padova, già tutti esauriti. Quindi questa è la conferma che il giovane, se viene sollecitato, risponde bene e cerca magari anche le proposte. Mancano proprio una grande comunicazione. Ci sono tante offerte, obiettivamente è facile dire non c'è niente per i giovani. In realtà per i giovani c'è tantissimo. Quando noi ci siamo messi a lavorare all'Informa Giovani, abbiamo detto raccogliamo tante informazioni, facciamo qualcosa di nostro, ma aggiungiamo anche una panoramica di quello che già c'è. Ci siamo resi conto che
offerte per i giovani da ogni punto di vista, dal ricreativo all'universitario, inteso come studio, c'è tantissimo, basta solo fargliele conoscere. Quando dai al giovane la possibilità, lui sfrutta queste occasioni. Quindi Informa Giovani proprio risponde in pieno a questo bisogno di informazione da parte dei ragazzi. E come osservatorio avete anche capito quali sono i malesseri oggi? Perché abbiamo parlato in positivo dei ragazzi che cercano il lavoro, che si muovono per la cultura, eccetera, ma ci sono dei disagi che rilevate magari anche nel vostro territorio? Allora, il peggior disagio che in questa fase, parliamo di questo periodo storico, pre-crisi o ante-crisi, dipende da come la vogliamo guardare, è il ragazzo che perde il lavoro, viene sfiduciato, non ha più voglia di ricercarlo, non ha più voglia di essere inserito nel sistema, aveva magari dato molte energie in questo posto di lavoro, viene licenziato e ci rimane veramente molto male. Noi cerchiamo di essere un po' volano per lui, abbiamo dei contatti con molte agenzie interinali, oltre che con la provincia di Padova, con la quale abbiamo lo sportello lavoro lì ad Albignasego, e cerchiamo di dargli una mano per rafforzarlo non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista un po' psicologico, niente di professionale ovviamente, però comunque c'è un accompagnamento. Fai vedere al ragazzo tu cosa sai fare, questo, guarda, ci sono 20 offerte di lavoro per la tua capacità, quindi non ti buttare giù, puoi andare e fare. Mi dicevano prima di venire qui, solo settimana scorsa 5 ragazzi che sono venuti in Informa Giovani hanno trovato lavoro tramite assegnazione dell'Informa Giovani. Sarà una goccia nel mare, ma sono 5 ragazzi sistemati. Però se continuiamo a fare delle piccole gocce, alla fine il bicchiere si riempie anche tutto sommato. Allora, vedo che abbiamo esaurito il tempo che avevamo a disposizione, quindi ringrazio Federico Lati, assessore alle politiche giovanili e sottolineiamo in questo caso del Comune di Albignasego, quindi contiamo, assessore, di conoscerla anche in altre vesti prossimamente all'interno di questo studio. Vi ricordo ancora il sito per quanto riguarda l'Informa Giovani, che è www.informagiovani.obizzi.it, e vi ricordo anche che questa edizione del telegiornale può essere rivista sul canale di Telechiara su YouTube. Grazie ancora allora all'assessore per averci fatto compagnia. Per quanto riguarda l'informazione vi ricordo il prossimo appuntamento alle 16:30 per il TG Flash. A più tardi.